Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, istruttore WISP, e vi do il benvenuto ad una nuova lezione di ginnastica per noi di una certa età, progetto WISP per il quartier San Paolo. Nella lezione di oggi iniziamo con un riscaldamento in piedi che per chi avesse un po' di difficoltà o avesse senso di vertigine, quindi gli desse fastidio, può fare tranquillamente seduto. Ascolta e ricorda queste informazioni. Arancia. L'arancia è un ottimo rimedio naturale contro gli stadi di inapetenza. È una vera e propria bomba vitaminica, utilissima non solo per il suo potere antiossidante, ma anche per stimolare l'attività cerebrale, favorire la digestione, depurare l'organismo ed assicurare un effetto calmante a scapito di ansia e di stress. Le arance apportano solo 34 calorie per 100 grammi, pertanto sono indicate nei regimi dietetici che richiedono poche calorie. Finocchio. Il finocchio è noto soprattutto per le sue proprietà digestive, ma è amico di tutto l'apparato gastrointestinale. Ha infatti la capacità di evitare la formazione di gas intestinali e contiene anetolo, una sostanza in grado di agire sulle dolorose contrazioni addominali. Il finocchio ha inoltre proprietà depurative, in particolare a carico del fegato e del sangue. Ha inoltre potere antinfiammatorio. È composto principalmente di acqua. Tra i minerali il più presente è il potassio. Contiene vitamina A, vitamina C e alcune vitamine del gruppo B. Apporta pochissime calorie. Per tutti gli altri iniziamo come al solito da una posizione stabile a scaldare l'articolazione del collo, per cui un primo movimento molto semplice è quello di torsione del capo da un lato, torniamo con lo sguardo frontale e torsione dall'altro lato. Il movimento lo rendiamo fluido e continuo, quindi senza interruzioni o strappi. Facciamo cenno di no con la testa, mentre le spalle rimangono ferme. Se abbiamo scaldato un po' questa articolazione, possiamo provare a ampliare il movimento con il mento andando sopra alla spalla e quindi con lo sguardo andare a guardare bene a lato o addirittura buttando l'occhio alle nostre spalle come se stessimo sbirciando cosa c'è. Ancora qualche movimento senza esagerare. E poi torniamo con lo sguardo frontale. Un movimento completo invece per la muscolatura del collo è una circonduzione che facciamo guardando prima giù verso il basso e poi spostando lo sguardo e la testa lateralmente andiamo a salire, guardiamo su verso l'alto e scendiamo giù dal lato opposto. Quindi un movimento completo. Con la punta del naso idealmente andiamo a disegnare dei cerchi davanti a noi, cerchi che all'inizio saranno piccolini e dopo qualche movimento possiamo provare a ampliare e rendere un po' più grandi. Se abbiamo già fatto 1 o 2 rotazioni in un verso, proviamo a invertire il senso di rotazione, quindi il movimento resta lo stesso ma saliamo dal lato opposto, ripassiamo sempre su con lo sguardo verso l'alto e scendiamo di conseguenza. In questo modo diminuiamo o evitiamo il senso che potrebbe venire da questo esercizio, il senso di vertigine, che spesso è associato a movimenti ampi del capo. Ogni 2-3 movimenti, quindi vi consiglio di cambiare il verso della rotazione, che adesso cerchiamo di fare ben ampia andando a guardare su in alto
lateralmente, quindi alla nostra sinistra, guardare bene la parete, giù verso il basso, avviciniamo il mento al petto e risaliamo sempre guardando lateralmente a disegnare un bel cerchio, questa volta ampio, con la punta del naso. Cambio verso, ultime circonduzioni in questa direzione e torno con lo sguardo nel capo frontale. Scendendo lungo il corpo andiamo a incontrare e scaldare quindi adesso le nostre spalle. Lo facciamo all'inizio con un movimento semplice di traslazione antero-posteriore delle spalle, e per aiutarci utilizziamo le mani e le braccia che prima si allontanano dal nostro corpo facendo avanzare le spalle e poi avviciniamo al nostro corpo e anzi con i gomiti proviamo ad andare dietro alla schiena così da aprire bene il petto e portare le spalle all'indietro. Continuiamo riproponendo il movimento in avanti e poi spalle all'indietro. Quando andiamo in avanti cerchiamo proprio di allontanare le mani dal corpo, quindi allungare il più possibile anche con le punte delle dita. Quando invece portiamo le spalle all'indietro cerchiamo con i gomiti di spostarci dietro la schiena e quindi avvicinare anche le scapole. Ancora qualche ripetizione fatta lentamente con attenzione. Il respiro ci aiuta in questo esercizio, o è comunque vincolato un po' da questo esercizio. Ci sarà più facile inspirare quando apriamo le spalle, apriamo il petto e portiamo le spalle dietro. Ci sarà più facile espirare, buttare fuori l'aria quando invece le spalle spingono in avanti. Bene, riportiamo le braccia giù lungo il corpo e sgranchiamo un po' le spalle. Anche in questo caso un esercizio che completa un po' tutti i movimenti. Mani sulle spalle, eseguiamo delle circonduzioni e ci aiutiamo con i gomiti, come se fossero delle lancette dell'orologio, a guidare il movimento delle spalle. Partiamo con i gomiti giù bassi e le spalle di conseguenza basse, saliamo portando i gomiti e le spalle posteriormente, quindi apriamo il petto, continuiamo salendo su verso l'alto e poi scendiamo davanti a noi. All'inizio il movimento sarà un po' più breve, andiamo a lavorare un po' alla volta, senza fretta, senza strappi o movimenti bruschi. Mano a mano che eseguiamo la nostra circonduzione sentiremo come si attiva la muscolatura, una sensazione di calore sulle spalle e anche come un po' alla volta si scioglierà l'articolazione e il movimento sarà un po' più fluido, un po' più semplice da eseguire. Proviamo quindi a ampliare un pochino questo movimento. Facciamo attenzione quando abbiamo le braccia davanti, i gomiti davanti, li avviciniamo tra di loro come se si volessero toccare, così da chiudere bene le spalle. Poi andiamo giù verso il basso e proviamo, quando passiamo dietro, ad aprire bene. Su verso l'alto, i gomiti puntano in alto, le spalle salgono e poi scendono di nuovo in avanti, stando vicini tra di loro. Un movimento ampio e continuo. Rilassiamo un attimo le spalle, riportando le braccia lungo i fianchi e sgranchendoci. E andiamo a ripetere adesso questo stesso esercizio invertendo il senso di rotazione. Riportiamo le mani sulle spalle, i gomiti partono bassi guardando giù verso il pavimento e salgono in avanti questa volta. Passano su in alto e scendono aprendosi dietro. Abbiamo invertito la nostra rotazione
e cerchiamo anche in questo caso un po' alla volta, quindi senza fretta, senza esagerare, di raggiungere una buona ampiezza del movimento. Quindi i gomiti davanti si avvicinano, poi vanno su bene verso l'alto e si aprono dietro. Ancora qualche movimento e rilassiamo le spalle, portiamo le braccia lungo il corpo e sgranchiamo un pochino. Andiamo adesso ad attivare la parete addominale e quella dorsale. Per farlo facciamo delle torsioni di tutto il busto, per cui spalle e sguardo ruotano, vanno a guardare alla nostra destra, quindi lateralmente, tornano frontali e proseguono il movimento andando a guardare alla nostra sinistra, sempre lateralmente. Movimento anche questo continuo, senza fretta, ci scaldiamo un poco alla volta. Muoviamo capo e spalle assieme, così da andare a eseguire una bella torsione del busto. Sentiamo come si attivano i muscoli addominali e uniamo la respirazione a questo esercizio, così da aiutarci anche nell'esecuzione. Quando facciamo la torsione, le spalle e lo sguardo vanno a lato, buttiamo fuori l'aria. Quando torniamo frontali invece inspiriamo. Ruotiamo, espiriamo, buttiamo fuori l'aria, torniamo frontali, inspiriamo e proseguiamo. Durante la torsione contraiamo bene gli addominali, questo ci aiuta a buttare fuori l'aria. Rilassiamo invece quando torniamo frontali. Di nuovo torsione, contraiamo gli addominali, buttiamo fuori l'aria e rilassiamo tornando frontali. Eseguiamo ancora qualche ripetizione di questo esercizio, aumentando un pochino l'ampiezza, quindi provando, oltre a ruotare le spalle, anche a guardare alle nostre spalle con lo sguardo. Quindi ruotiamo prima le spalle, poi un movimento ancora in più della testa, buttiamo fuori l'aria, contraiamo bene e una bella torsione. Rilasso e di nuovo butto fuori l'aria, contraggo gli addominali, una bella torsione e torno frontale. Ultimi movimenti, da un lato, se riesco bello ampio, e dall'altro, ancora bello ampio. E di nuovo frontale. Ecco il quiz di questa settimana. Ascolta bene, annota quante più informazioni possibili e poi telefona al 335 54 19 388 il venerdì dalle 13:30 alle 14:30. Sarai tu il vincitore di oggi? Continuiamo a scendere, mani sui fianchi, mobilizziamo il bacino con un movimento di oscillazione laterale, quindi prima da un lato, ci spostiamo dall'altro lato e poi oscilliamo anche posteriormente. Andiamo a disegnare un po' alla volta, senza fretta, un piccolo cerchio con il bacino. Cerchiamo di non oscillare troppo in avanti, quindi cerchiamo di non portare troppo, di esagerare il movimento di avanzamento del bacino, mentre un po' alla volta possiamo gradualmente guadagnare spazio lateralmente, da un lato e dall'altro, e posteriormente. Le mani sui fianchi ci aiutano a sostenere il peso della schiena e delle spalle, in particolare quando portiamo il bacino in avanti. È il punto un po' più delicato per la schiena. Abbiamo fatto un po' di circonduzioni in un verso, proviamo a mantenere lo stesso esercizio ma a invertire il senso di marcia. Quindi oscilliamo e giriamo dal lato opposto al precedente.
Un po' alla volta ci stiamo scaldando, cerchiamo di ampliare questo cerchio che stiamo disegnando col bacino e quindi facciamo un movimento più ampio. Guadagniamo bene spazio lateralmente e posteriormente, un po' meno, quindi più attenzione quando passiamo col bacino in avanti. Ok. Torniamo su, verticali, riprendiamo sempre la nostra posizione corretta, un po' composta, e scendendo scaldiamo un po' le articolazioni delle ginocchia e la muscolatura delle gambe. Per farlo, piccolissimi piegamenti senza sforzo. Si tratta di piegare leggermente le ginocchia, abbassare un po' il bacino, mantenendo sempre il peso ben stabile al centro dei piedi, quindi con le spalle leggermente in avanti. Pieghiamo leggermente, poi torniamo su. Non è tanto un piegamento per sedersi, quanto più per abbassare leggermente il nostro baricentro e poi torniamo su. Mi raccomando, le spalle stanno un po' in avanti per mantenere la nostra posizione stabile, quindi evitiamo di scendere con le spalle e il sedere indietro. Se sentiamo che le punte dei piedi si sollevano, allora dobbiamo riposizionarci in avanti, e quando facciamo il movimento controlliamo la discesa e la salita. Ci aiutiamo con il respiro, scendendo, inspirando e poi buttando fuori l'aria quando dobbiamo tornare su. Questo ci aiuta durante lo sforzo della risalita, che in questo caso è minimo perché stiamo scendendo poco, ma ci aiuta nel movimento. Quindi scendo, inspiro, salgo e butto fuori l'aria. Scendo, inspirando, salgo, buttando fuori l'aria. Ancora qualche movimento. E torno verticale in posizione stabile. Concludiamo mobilizzando l'articolazione delle caviglie. Per farlo spostiamo il peso su un arto, magari ci aiutiamo con qualche appoggio perché siamo in una posizione che richiede un maggiore equilibrio, e per evitare cadute è meglio sempre avere una sedia o un appiglio vicino, e portiamo l'altro piede invece con la punta a terra a sollevare il tallone. Da questa posizione andiamo giù lateralmente, passiamo col tallone vicino al pavimento e saliamo su dall'altro lato. In questo modo disegniamo dei bei cerchi che un po' alla volta saranno sempre più ampi con la nostra caviglia. Magari sentiamo anche scrocchiare un pochino, è normale, l'abbiamo tenuta ferma e adesso va rimobilizzata un po' alla volta. E dopo qualche movimento in questo verso proviamo a invertire come al solito il senso della nostra circonduzione, quindi scendiamo dal lato opposto rispetto a prima, ripassiamo vicino al pavimento e saliamo dall'altro lato. Andiamo a ruotare bene, se siamo caldi guadagniamo così un po' di spazio, quindi riusciamo a fare un movimento un po' più ampio. E adesso di nuovo riportiamo i piedi pari e cambiamo lato. Di nuovo scarichiamo il peso, andiamo in punta di piede, il tallone è alto, scende lateralmente, passa vicino al pavimento e sale su dall'altro lato. Un bel movimento che un po' alla volta andiamo a fare sempre più ampio. E come prima, dopo aver fatto qualche ripetizione in un verso, proviamo a cambiare la rotazione, quindi scendiamo giù dall'altro lato e come prima passiamo vicino al pavimento e saliamo dall'altro lato. Se nel frattempo abbiamo un po' sciolto l'articolazione, cerchiamo di ampliare il movimento e quindi farlo un po' più, disegnare un cerchio un po' più grande.
Bene, di nuovo i piedi pari, torniamo in posizione verticale, stabile, e andiamo a scaldare un pochino i polsi. Mano una dentro l'altra, si aiutano a vicenda piegandosi e distendendosi, sempre delicatamente. Anche in questo caso facciamo dei bei movimenti dolci che un po' alla volta si vanno ad ampliare, quindi un po' alla volta cerco anche in questo caso di guadagnare spazio. E adesso che abbiamo eseguito qualche movimento in un verso, proviamo a cambiare la direzione. Non è semplicissimo con i polsi, c'è sicuramente un lato in cui ci viene meglio, ma proviamo. Ok, liberiamo le mani, sgranchiamo, sciogliamo un pochino i polsi e passiamo a qualche esercizio, sempre stando in piedi, col quale però ci servirà l'aiuto di una sedia o comunque di un punto stabile sul quale appoggiarci. Io utilizzo la sedia che terrò sempre vicino a me. Quello che facciamo adesso è un esercizio che richiede un po' di equilibrio, quindi se avete la possibilità vi mettete dietro alla sedia così da avere almeno un appoggio davanti a voi, possibilmente un appoggio con due mani, altrimenti avere anche un tavolo o una persona che vi aiuta vicino in caso di per sicurezza è sempre utile. Io mi metto laterale alla sedia così da essere più comodo per voi. Iniziamo con i piedi leggermente divaricati, un piccolo esercizio propriocettivo che ci aiuta a mantenere l'equilibrio. Spostiamo il peso da un lato e carichiamo tutto il nostro peso su una gamba, mentre l'altra la possiamo staccare leggermente da terra. Riappoggiamo il piede e spostiamo il peso sull'altra gamba così da liberare e svincolare il piede. Lo ripetiamo, oscilliamo lentamente da un lato e fino a riuscire a sollevare leggermente il piede e poi dall'altro lato finché non riusciamo a sollevare leggermente il piede da terra. Basta poco, basta scaricare il peso su una gamba e quindi alleggerire l'altra e poi fare cambio. Carico la gamba sinistra, sollevo leggermente la punta del piede destro. In questo modo ci abituiamo un po' al cambio di peso e nel momento in cui stacchiamo il piede da terra lavoriamo un attimino sull'equilibrio. Ancora qualche ripetizione da un lato e poi dall'altro. Bene, per il prossimo esercizio invece cerco di avere sempre un appoggio stabile sul quale tenermi. L'idea è la stessa, è quella di caricare il peso su un piede, però l'altro piede non sarà solamente scaricato ma si muoverà, quindi è importante avere un appoggio. Partiamo da un lato, carico tutto il peso sulla gamba, nel mio caso sinistra, svincolo la gamba destra e allargo e sollevo un pochino il piede lateralmente. Lentamente torno col piede pari, tocco terra e ripeto. Di nuovo allargo e torno. Non è necessario portare il piede molto alto, molto aperto, ma è sufficiente anche qualche centimetro, anche solo aprire in questo modo è sufficiente. Ognuno farà l'esercizio sulla base delle proprie possibilità. Facciamo attenzione al movimento che sia lento e controllato, non vogliamo sbilanciarci. Una mano può tranquillamente stare sempre in appoggio per garantirci stabilità e con l'altro piede invece attenzione all'equilibrio. Ancora qualche ripetizione.
e poi gli portiamo i piedi pari, spostiamo il peso dall'altro lato e ripetiamo con l'altra gamba. Io mi metto sempre lateralmente così si può vedere meglio l'esercizio. Una mano che mi garantisce stabilità e appoggio, scarico questa volta il peso sulla gamba destra, svincolo il piede sinistro che a gamba distesa si solleva un po' da terra. Cerco di mantenere appunto la gamba distesa e sollevare un pochino il piede da terra. Come prima non è necessario portarlo molto alto, ma basta anche qualche centimetro. Faccio molta attenzione durante questo esercizio a mantenere l'equilibrio. Se mi sento poco stabile, mi posso fermare, riappoggiare i piedi, riprendere l'equilibrio e poi ripartire. Una mano in appoggio mi garantisce più sicurezza. Anche se stiamo muovendo la gamba sinistra, nel mio caso, non manca di essere impegnata la gamba destra che ci deve garantire invece di sopportare tutto il nostro peso da un lato e anche garantirci la stabilità. Ancora qualche movimento e torno coi piedi pari. Mantengo questo principio dell'equilibrio, quindi lavoriamo sia sull'equilibrio che da un altro punto di vista anche sulla forza, e cambio però il movimento che faccio fare alla mia gamba. Cambio lato, quindi io torno col peso sulla gamba sinistra e quello che provo a fare adesso, sempre mantenendo un appoggio fisso che mi garantisce l'equilibrio, è staccare il piede da terra e per quello che è possibile sollevare il ginocchio e il piede davanti a me. Arrivato su, riabbasso, sfioro, tocco il pavimento e risollevo la gamba. Non è necessario portare il ginocchio molto alto, non serve portarlo fino al petto, è sufficiente anche sollevare il piede da terra di qualche centimetro. Oltre ad allenare l'equilibrio con questo esercizio, stiamo lavorando un po' con la muscolatura delle gambe e anche se può non sembrare, con i nostri addominali manteniamo la rigidità e aiutiamo a sollevare la gamba, quindi un esercizio un po' più completo. Ancora qualche ripetizione. E riappoggiamo il piede a terra. Ecco il quiz di questa settimana. Ascolta bene. Annota quante più informazioni possibili e poi telefona al 335 54 19 388 il venerdì dalle 13:30 alle 14:30. Sarai tu il vincitore di oggi? Rilassiamo un po' e ci prepariamo per ripeterlo dall'altro lato, per cui di nuovo sposto il peso, ricerco l'equilibrio, una mano mi aiuta sempre nella stabilità e quando ho svincolato il piede da terra sollevo il ginocchio, sollevo il piede per poi scendere lentamente, toccare o sfiorare il pavimento e ripetere. Lo faccio lentamente così da non perdere l'equilibrio, controllando tanto la salita, quindi quando porto sul ginocchio, tanto la discesa della mia gamba. Evito di fare movimenti bruschi. Ok. Ancora qualche ripetizione. Se riesco, alzo bene il ginocchio e il piede, altrimenti è sufficiente anche qualche centimetro. E con l'ultima ripetizione posso riportare ora il piede a terra in appoggio. Sgranchisco un po' le gambe, abbiamo iniziato a utilizzare
largamente la muscolatura degli arti inferiori. Continuiamo con un esercizio di questo tipo. Come prima, carico il peso su una gamba, svincolo l'altra e questa volta il movimento del piede e della gamba è dietro di noi. Quindi con la gamba distesa porto il piede leggermente dietro al mio corpo e ripeto. Quando ho raggiunto la posizione massima, abbasso il piede, tocco o sfioro il pavimento e riporto su la gamba distesa. Mi metto lateralmente così magari si può vedere meglio. Ho il peso su una gamba mentre l'altra distesa si alza dietro. Una mano aiuta sempre a mantenere l'equilibrio. Come negli altri esercizi non è necessario alzare tantissimo il piede posteriormente, ma basta anche qualche centimetro, è sufficiente. Sollevo con la gamba distesa, ancora qualche movimento. E torno con i piedi pari. Sciolgo un po' la muscolatura e vado a ripetere con l'altra gamba. Come prima, peso, in questo caso sulla gamba destra, piede sinistro svincolato, gamba distesa, porto dietro di me. Durante il movimento un pochino andrò in avanti con le spalle senza esagerare, questo perché mi aiuta a mantenere un po' l'equilibrio. Più alzo il piede dietro, più devo sbilanciarmi, anzi bilanciarmi in avanti. Distendo bene la gamba e appoggio il piede solo per un attimo quando torno giù. Tocco, appoggio e poi riparto. Se dovesse mancarmi l'equilibrio invece mi posso fermare, riprendere l'equilibrio e riprendere a fare l'esercizio. Come prima mi sposto lateralmente così si può vedere meglio l'esecuzione. Gamba distesa dietro. Non serve sollevarla molto, cerco di mantenerla però abbastanza distesa. Ok, e giù. Bene, abbiamo fatto un po' di esercizi per l'equilibrio, abbiamo lavorato in piedi, adesso ci sediamo e concludiamo la nostra lezione con degli esercizi invece da seduti. Prendiamo posto, lasciamo momentaneamente a riposo gli arti inferiori che abbiamo utilizzato parecchio, facciamo un esercizio per invece la parte superiore del corpo. Come durante il riscaldamento eseguiremo delle torsioni con il busto, ma questa volta manterremo la posizione una volta che abbiamo fatto la torsione. Quindi, come durante il riscaldamento, ruoto con le spalle, con lo sguardo, vado lateralmente, quando arrivo a lato, però mantengo la posizione. La mantengo per 3 respirazioni complete. Questo sia per dare un tempo all'esercizio, sia per ricordarmi di respirare e quindi evitare l'apnea. Dopo 3 respirazioni, torno frontale e continuo a girare dall'altro lato. Arrivo in posizione, 3 respirazioni complete. E ripasso frontale. Durante la torsione attivo gli addominali, quindi butto fuori l'aria, mi giro bene e poi, mantenendo la posizione, avrò gli addominali sicuramente contratti. Questo mi porta un po' a chiudermi. Mi ricordo di respirare contando 3 respirazioni complete. Passo frontale e ripeto dall'altro lato. Contraggo bene gli addominali, butto fuori l'aria, ruoto,
mantengo la posizione e conto 3 respirazioni. Quindi mi sforzo di inspirare, anche se sarò un po' compresso, un po' contratto e non sarà naturale, poi lascio che l'aria fuoriesca naturalmente. Di nuovo inspiro e lascio che l'aria esca. Dopo 3 respirazioni di questo tipo rilasso, inspiro e torno frontale. Ripeto ancora, ruoto, contraggo, mantengo la posizione respirando. Rilasso, passo frontale e ripeto dall'altro lato. Ruoto, contraggo bene e mantengo la posizione respirando. Ancora qualche ripetizione da un lato e poi dall'altro. E torno frontale, rilasso completamente, sgranchisco un po' la schiena che abbiamo utilizzato anche in questo esercizio e prima di tornare agli arti inferiori un ultimo esercizio per la parte alta del corpo. Abbiamo lavorato con la parete addominale, i dorsali e ora un po' con le spalle e con la coordinazione. Partiamo con entrambe le mani sulle spalle, nel frattempo siamo seduti composti col bacino con il busto dritto, la schiena dritta e alternando il movimento della mano destra e la mano sinistra andiamo con una mano su verso l'alto, con l'altra davanti a noi. Riportiamo entrambe le mani alle spalle e invertiamo il movimento. La mano che prima era su va davanti, la mano che era davanti va su. All'inizio lo facciamo in modo lento, passando sempre con le mani che toccano le spalle e poi una sale e una va in avanti. Man mano che facciamo pratica proviamo a ritmicamente ad aumentare gradualmente la velocità, senza correre, senza farlo in modo velocissimo o esageratamente veloce. Cerchiamo di coordinare questi due movimenti che eseguiamo prima con una mano e poi con l'altra. Ogni volta che passo per le spalle, le mani si scambiano la posizione. Su e in avanti, prima con la destra e poi con la sinistra. Se riesco, accelero ancora un po' e do un ritmo sostenuto a questo esercizio. Non sarà necessario distendere completamente le braccia, magari le tengo sempre un po' piegate. In questo momento sono più attento a coordinare il movimento e a mantenere il ritmo piuttosto che a distendere completamente e allungare il braccio. Ancora qualche movimento e posso adesso rilassare le mani e le braccia giù lungo il corpo. Un esercizio di coordinazione questo, ma anche di forza. Sicuramente abbiamo iniziato a sentire il lavoro sulla muscolatura delle spalle. Concludiamo l'ultima parte della nostra lezione tornando sugli arti inferiori, facendo qualche esercizio, qualche movimento per la mobilità. Partiamo sempre seduti, magari avanzando leggermente sulla sedia, così da avere un po' più di spazio e di mobilità per le gambe, e divarichiamo prima da un lato poi dall'altro le gambe. Ci possiamo aiutare con una mano, apriamo il piede lateralmente, quindi divarichiamo un pochino la gamba. Arrivati a lato, se questa posizione non è già di per sé una posizione di allungamento, possiamo aumentarlo spingendo col palmo della mano il ginocchio esternamente. Leggera pressione e poi riaccompagno la gamba al centro e ripeto dall'altro lato. Allargo, una leggera pressione e poi torno con la gamba centrale.
Non è un vero esercizio di allungamento, di stretching, perché non mantengo la posizione, ma è un esercizio per la mobilità perché alterno un movimento ampio, prima da un lato e poi dall'altro. Senza fretta, cerco di controllare bene il movimento e quando arrivo alla fine dare una piccola spinta, un piccolissimo impulso in più. Divarico e spingo leggermente. Le mani mi possono aiutare nel movimento accompagnando il ginocchio ad aprirsi, spingere un po' e anche poi di nuovo a chiudersi. Allargo, spingo un po' e chiudo. Allargo, spingo un po' e chiudo. Ripeto ancora. Ultimi movimenti da un lato e dall'altro. Ok, torno composto, riprendo una seduta della sedia, quindi torno un po' più stabile sulla sedia e adesso che abbiamo lavorato un po' sulla mobilità uniamo l'esercizio di mobilità con un piccolo esercizio di forza. Siamo sulla seduta completa, quindi con il bacino vicino al bordo della sedia, lo schienale della sedia è a contatto con la nostra schiena, ma non siamo rilassati e buttati indietro, rimaniamo col busto dritto. Se ci può aiutare possiamo impugnare la seduta con le mani e dare ulteriore stabilità. Quello che proviamo a fare adesso, un esercizio in cui andiamo a distendere le gambe davanti a noi, le distendiamo unite, e poi, sempre mantenendo bene l'equilibrio, andiamo ad allargare. Allarghiamo per quello che riusciamo, non è necessario aprirle completamente, fare la spaccata e anche aprirle un pochino è sufficiente per poi riunire le gambe al centro. E ripetiamo, divarico un po' e poi unisco di nuovo al centro. E ripeto. Questo esercizio è un po' impegnativo perché richiede sia di mantenere le gambe distese che il busto eretto e questo comporta un utilizzo sia dei muscoli delle gambe che degli addominali e inoltre andiamo a divaricare e a richiudere. Un esercizio non semplicissimo. Abbiamo già lavorato tanto sulla muscolatura delle gambe, dovremmo essere abbastanza caldi da riuscire a farlo senza fastidi. Se fosse troppo impegnativo si può tranquillamente ridurre l'ampiezza del movimento, distendere un po' meno le gambe o se proprio dà fastidio evitare questo esercizio. Ultima ripetizione, divarico bene per quello che riesco e poi torno a chiudere. Scendo giù con i piedi, riposo un po' i muscoli, la muscolatura delle gambe e lavoro su un altro esercizio di allungamento e di forza. Ecco il quiz di questa settimana. Ascolta bene, annota quante più informazioni possibili e poi telefona al 335 54 19 388 il venerdì dalle 13:30 alle 14:30. Sarai tu il vincitore di oggi? In particolare provo, aiutandomi con una mano, ad accavallare la gamba e appoggio il dorso della caviglia sul ginocchio. Questa posizione già di per sé può essere una posizione di allungamento perché può essere difficile da mantenere. Se risulta particolarmente scomoda, possiamo accavallare con un ginocchio sopra l'altro. Già questa posizione porta in allungamento la fascia laterale dei muscoli della coscia. Se riusciamo invece a mantenere questa posizione, ci portiamo con la caviglia sopra il ginocchio e in questo esercizio andremo senza opporre resistenza con la gamba a spingere giù leggermente con la mano il ginocchio. Qualcuno riuscirà a farlo scendere, per qualcun altro invece sarà sufficiente applicare un po' di pressione. Arrivati giù, rilasciamo e togliamo la mano.
Andiamo a ripetere, appoggio la mano, pigio un po' verso il basso, non contrappongo forza con la gamba, lascio che la mano faccia cedere un pochino il ginocchio giù verso il basso e poi rilasso. Come nell'esercizio di prima, la mano accompagna nel movimento e aiuta alla fine a dare un po' l'allungamento. Per qualcuno mantenere la gamba in questa posizione è sufficiente come esercizio. Per chi è un po' più mobile invece può andare a eseguire una leggera pressione con il palmo e quindi aumentare l'ampiezza di questo movimento. Ancora qualche ripetizione, spingo giù, allargo e adesso cambio gamba, accompagno giù la caviglia, ripasso posizione composta, sollevo l'altro piede a cavallo, metto il dorso della caviglia sopra il ginocchio e ripeto. Non siamo completamente simmetrici, questo esercizio può essere più facile da un lato e un po' più difficile dall'altro. Anch'io sento una maggiore rigidità con questa gamba rispetto all'altra. Come per l'altra gamba, per chi non riuscisse a mantenere questa posizione può accavallare ginocchio sopra ginocchio ed è sufficiente. Per chi invece riesce a mantenere questa posizione e anzi ha ancora un po' di margine, può proseguire con l'esercizio, mano che appoggia sul ginocchio e senza contrapporre una forza verso l'alto, quindi lasciando cedere il ginocchio giù verso il basso, spingo con la mano e aumento un po' l'ampiezza di questo movimento. Rilascio e torno su, lentamente, con delicatezza, spingo giù verso il basso e poi riporto su e continuo. Facendo questo esercizio un po' alla volta guadagniamo sicuramente in ampiezza, quindi più lo ripetiamo più sarà facile da fare. I primi movimenti saranno più difficili, saremo molto più rigidi, un po' alla volta guadagneremo in mobilità. Stessa cosa se lo ripetiamo nell'arco del tempo. Se facciamo questo esercizio tutti i giorni, in breve avremo una buona mobilità. Ancora qualche ripetizione. Spingo in giù e lascio che salga. Giù e poi lascio che salga. Riaccompagno il piede a terra, ho ripreso posizione. Come abbiamo eseguito delle torsioni prima, abbiamo lavorato bene con la muscolatura del busto, adesso andiamo ad allungare la stessa muscolatura con un esercizio molto simile, ma questa volta passivo. Se prima attivamente abbiamo contratto gli addominali e eseguito la torsione, adesso ci aiutiamo con le mani e lo schienale per ruotare il busto. Quindi mano sul ginocchio opposto, andiamo a ruotare un po' le spalle e guardiamo lateralmente, però non attivando gli addominali, ma utilizzando il braccio per farci ruotare. Se siamo molto elastici, possiamo con l'altra mano impugnare lo schienale dietro di noi e continuare il movimento. Mantengo questa volta sì la posizione per 3 respirazioni complete, quindi anche se sono in torsione respiro, conto 3 volte un'ispirazione e un'espirazione. Quando è passato il tempo lascio prima la mano che sta dietro e poi la mano che sta davanti e torno frontale. Ripeto dall'altro lato. Mano sul ginocchio opposto mi aiuta a ruotare. Se sono mobile utilizzo l'altra mano e l'appoggio sullo schienale. Mantengo la torsione, 3 respirazioni complete. Per 3 volte inspiro ed espiro e poi prima lascio la mano dietro e poi la mano davanti e torno frontale.
Lo andiamo a ripetere ancora una volta. Incrocio con la mano e eseguo una prima torsione. Se non è sufficiente, con l'altra mano sullo schienale aumento ancora un po' il movimento e mantengo 3 respirazioni complete. Mi ricordo di respirare perché sono in torsione, poi tolgo la mano dietro, tolgo la mano davanti e ripeto dall'altro lato. Incrocio con la mano, prima parte della torsione, mano sullo schienale, seconda parte della torsione. Mi ricordo di respirare per evitare di andare in apnea. Tre belle respirazioni complete. Lascio prima la mano dietro e poi la mano davanti e torno frontale. Un ultimissimo esercizio per il collo. Sto in posizione eretta, seduto composto, inclino la testa lateralmente, porto in allungamento i muscoli del collo laterali e mantengo la posizione 3 respirazioni complete. Cerco un allungamento che non sia però fastidioso e dopo 3 respirazioni con la mano mi aiuto a sollevare il capo e tornare verticale. Concludo inclinandolo dall'altro lato. Cerco l'allungamento che però non è una tensione fastidiosa e mantengo 3 respirazioni complete. Con una mano mi aiuto a risollevare il capo, sguardo frontale, posso sgranchire e rilassarmi. Questo era l'ultimo esercizio della lezione di oggi. Io come al solito vi ringrazio di aver partecipato e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a tutti.